Amici ascoltatori, eccoci ancora con voi, come ogni sabato. Il programma Famiglie, Aziende e Economia desta un po' di interesse perché i temi, gli argomenti sono cari ai nostri telespettatori, e per i rincari delle bollette, e per la crisi dell'energia, e per la crisi della guerra, e per la crisi della pandemia. Ne abbiamo subite abbastanza in questo periodo. Perciò Claudio, noi parleremo in questa puntata dei soliti temi. Abbiamo in collegamento un amico dalla provincia di Venezia. Marco, ci sei? Ci senti? Sì, vi sento forte e chiaro, eccomi qua. Benissimo, ciao Marco, come va? Buonasera a voi. Abbastanza bene. Va abbastanza Sì. bene. Ciao Marco, ciao. Ecco Marco, Ciao Claudio. l'abbiamo portato con noi in questa trasmissione che naturalmente si occupa in questo periodo di crisi di famiglie, aziende, economia, e proprio per farci raccontare un po' il suo vissuto come piccola azienda che nel 2008 è entrata nella crisi delle banche. Le banche nel 2008 in poi c'è stato il grande crollo delle banche e le difficoltà delle piccole e medie aziende. Tu sei caduto dentro in questo periodo, vero Marco? Sì, Ecco, raccontaci diciamo un po' che io la difficoltà con le banche l'ho sentita nel 2010, quando utilizzando un fido ho avuto un innalzamento dei tassi del prestito di questo fido e l'abbassamento del fido stesso, e questo mi ha creato delle difficoltà per pagare i fornitori. E o paga questo o paga l'altra cosa. Ho cominciato a lasciare indietro dei situazioni contributive INPS e INAI. E da lì è partita poi sono partite le banche a massacrarti. Diciamo che non subito, ma nell'arco di qualche anno, ad esempio chiedendo dei rientri del fido che non potevo sostenere, e obbligandomi a fare un debito. Ho fatto un debito di 30.000 euro quella volta lì, nel 2010, sempre nel 2009 credo, di cui sono riuscito a rientrare per poter coprire il fido, cioè un debito su un altro debito. Ma mi sembra che la tua storia parte qualche anno prima e è stata anche, ci sono stati momenti tremendi e di dolore anche, no? Sì, io parto nel 1996 con un collega, così ci inventiamo di fare questa piccola azienda artigiana che si occupa di termoidraulica, ma non siamo andati d'accordo. Un paio di anni dopo ci siamo lasciati, ma comunque siamo rimasti in buoni contatti. Nel 2010 Paolo, per vicissitudini legate alle banche, lui comunque aveva un giro un po' più grande del mio, ha deciso di farla finita e si è appeso a un trave della casa che gli avevano pignorato oltretutto, e quindi Paolo ci ha salutati. E questa è una delle storie tremende che abbiamo vissuto in quegli anni, e non è la sola, purtroppo non è la sola, no. Ma naturalmente vivendo questa storia tu ne hai patito anche le conseguenze, perché affrontare momenti di crisi con un dramma così di un amico, di un ex socio, penso sia stato drammatico per te. Drammatico da una parte, e dall'altra mi ha dato anche un po' la forza per non abbassare la testa, cominciare a chiedere molte spiegazioni che prima le banche soprattutto non mi hanno mai dato,
E nel proseguo degli anni ho conosciuto Claudio, che è stato un aiuto incredibile perché mi ha fatto conoscere delle dinamiche bancarie che rasentano la truffa, c'è poco da dire, insomma, e ti mettono un cappio al collo, sti signori, pur comportandosi a livello legislativo proprio sul filo di lana, loro signori. Ma vedi, noi non abbiamo qui il contraddittorio, però, ma non abbiamo problemi a dire che in quegli anni ci sono stati grossi problemi dovuti appunto alla poca trasparenza delle banche. Claudio, sostienimi, perché poi è risultato che tante fideiussioni non valevano niente, anzi erano peggiorative e volevano truffarti proprio. Io la dico chiara. Quella delle fideiussioni è uno dei tanti aspetti, insomma, un po' strani, un po' così reconditi, che bisognerebbe sviluppare meglio. Lo svilupperemo meglio, ma chissà perché poi le fideiussioni, dopo aver le banche ceduto i crediti a società esterne, si sono perse le tracce delle fideiussioni addirittura. Se posso intervenire un secondo, vai a ruota volevo approfittare di quello che Marco ha detto finora. Intanto lo ringrazio per le belle parole che ha detto nei miei confronti, ma poi per completare un attimo quello che Marco stava dicendo dei suoi rapporti con le banche, volevo raccontare un piccolo episodio successo quando Marco mi ha conosciuto e si è rivolto allo studio Dema, dove io presto la mia attività professionale, per andare a controllare i conti correnti, contrastare alcune richieste delle banche. Allora a un certo punto noi presso la sua banca dove aveva il conto corrente abbiamo scritto una raccomandata in cui chiedevamo che gli fosse fornito tutta una serie di documentazione che a lui mancava per poter andare a controllare l'andamento del suo conto corrente. Lui lo aveva già fatto anni prima senza riuscire ad ottenere nulla, e la sua banca, per una trentina di fogli fotocopiati dei suoi estratti conto, gli aveva chiesto qualcosa come 840 euro. 840 la prima tranche. La prima tranche. Successivamente gliene aveva chiesti altri 660, una cifra di questo genere. Ma lui aveva pagato, tu Marco avevi pagato quegli 800 inizialmente? No. Figuriamoci se per 4 fotocopie vado a sborsare 840 euro, poi scesi a 540, ma sempre molti soldi. E lascio continuare a Claudio. Sì, perché a quel punto lui si è bloccato, perché chiaramente non va certo a tirar fuori un mucchio di soldi per 30 fotocopie, e una volta conosciuto noi dello studio Dema, io in particolare, un bel giorno ci siamo messi d'accordo, io sono sceso da lui, dove lui abita, e siamo andati insieme presso la sua filiale. Veneto Banca. Bene, siamo entrati dal direttore di filiale e io ho detto chiaro e tondo al direttore di filiale: se lei si azzarda a chiedere ancora 840 euro di 30 fotocopie, fotocopie? Io esco dalla sua filiale, entro nella caserma dei carabinieri che è qua a 100 metri di distanza e la denuncio per tentata estorsione. Beh, dopo una settimana o poco più abbiamo portato via tutte le fotocopie che avevamo chiesto e tutta la documentazione che avevamo chiesto per 100 euro. Ricordi male, Claudio. Come? Ricordi male. Completa tu allora. La telefonata del direttore di filiale è arrivata nel pomeriggio del giorno stesso e mi ha detto che King venga domani mattina a prendersi i documenti. Dopo un giorno, non dopo una settimana. Sì, la mattina successiva. Bene. Si parla di 27 euro a copia, circa 30 euro a copia, cioè cose da pazzi, per una cosa che poi, non voglio dire, ma dovrebbe essere dovuta. No, certo, noi abbiamo detto al direttore del filiale: guardi,
100 euro le diamo per tutta quella documentazione che abbiamo chiesto, non di più. E il giorno dopo, Marco mi conferma, il giorno dopo ha ricevuto la telefonata dicendo ok, vieni a prendere la roba, 100 euro e la chiudiamo là. Se fosse stata una persona meno, più arrendevole rispetto a Marco, avrebbe consegnato in mano alla filiale 840 euro, più quasi uno stipendio sì, per sì. 30 fotocopie di un estratto conto. Certo, certo. Quindi Per questo andare a è- verificare, Certo. a verificare se era truffa o non truffa. Me li chiedi dopo, perché se io sono corretto come banca, dopo, attenzione, ti chiedo di pagarmi Certo, i danni. Ma vuol dire che nella mentalità della banca c'era la truffa continua. Questo Cioè, continua. è solo l'episodio che racconto per far capire Certo. in che contesto ci dobbiamo confrontare. Insomma. Confrontare. Marco, qualche aneddoto, qualche altro particolare che naturalmente nella sintesi che hai fatto del tuo momento di crisi e anche di disperazione è già Allora, sufficiente per comprendere, però la parola a te, avendo, insomma. avendo, avendo avuto bisogno di soldi e avendo difficoltà con le banche, cosa fa una persona pur di andare avanti? Si rivolge alle finanziarie fondamentalmente. E sempre nel 2013, ormai allo scadere della mia disperazione, ho fatto un debito con la finanziaria per pagare delle tasse. Poi non sono più riuscito a pagare, dal 2015 in poi non sono più riuscito a pagare nulla, perché ho avuto anche l'ufficiale giudiziario in casa. Fortunatamente sono ospite dei miei genitori, quindi non hanno potuto attaccarsi a nulla. Ma la storia con questa finanziaria la stiamo discutendo proprio in questi giorni per vedere di trovare un accordo. La finanziaria naturalmente ha passato il credito ad altri recupero crediti e con degli atteggiamenti che hanno poco a che vedere con la ricerca di un accordo, sono abbastanza positivi. Intimidatorio. Ma noi, intimidatorio non direi, ma quasi sostenuti. Cioè si vede chiaramente che non c'è la ricerca di un accordo e probabilmente a queste persone qua non interessa nulla della tranquillità delle persone che li mantengono alla fine. Ma io e Claudio ci stiamo dando da fare anche su questo. Sì, infatti tra pochi giorni andremo in camera arbitrale proprio con Marco per cercare di trovare un accordo con questa società di recupero crediti per questo finanziamento che aveva ottenuto ancora anni fa e che poi è aumentato esponenzialmente perché naturalmente non riuscendo ad entrare hanno caricato spese, interessi di mora e quant'altro e quindi l'importo è diventato molto più alto e adesso abbiamo fatto opposizione con un nostro avvocato, abbiamo fatto opposizione al decreto ingiuntivo del tribunale e il tribunale ci ha mandato a mediazione obbligata e andremo tra pochi giorni in camera arbitrale per vedere di confrontarci e trovare un accordo stragiudiziale. Ma io spero, Marco, che tu trovi dei giudici, degli avvocati che abbiano poi acquisito un po' di coscienza di quello che è successo in questi anni alle famiglie, alle aziende. Voglio farti un'ultima domanda Sì. che è molto importante. Se tu dovessi ripartire a fare azienda oggi o se dovessi consigliare ai giovani di intraprendere un'attività artigianale, commerciale, cosa diresti a questi giovani e tu cosa faresti? Allora, io direi ai giovani che è fondamentale l'informazione e la conoscenza degli aspetti burocratici. Io non li conoscevo all'inizio, me ne sono accorto strada facendo quanto sono stati invasivi e pesanti. Naturalmente di avere dei collaboratori molto formati, sempre a livello lavorativo si può anche imparare, con la burocrazia devi sapere le cose ancora prima di iniziare, perché
al nostro caro Stato italiano non interessa se tu hai lavoro o no, tu devi comunque pagare e se non hai modo di pagare cominciano i problemi. Consiglio di informarsi molto bene, soprattutto attraverso persone preparate come può essere Claudio Granziera o persone che si occupano di queste situazioni, perché poi le problematiche si allungano per una vita intera, non finiscono più. Guarda, io vorrei averti ancora in trasmissione perché vorrei anche parlare del sostegno da parte delle associazioni di categoria e dei commercialisti, però in questa trasmissione non riusciamo, abbiamo già esaurito il nostro tempo, però abbiamo ancora per te spazio, quando vuoi intervenire lo dici a Claudio e parleremo anche del resto. Grazie. Ok? E poi l'ultima cosa che vorrei dire è di mantenere sempre una sorta di buon umore che è difficile, capisco, ma sicuramente dà più energia, dà più forza di capire come funzionano le cose. E Bravo. non fidarsi dei giornali o delle banche, andare sempre a chiedere informazioni a chi è preparato, perché si possono scoprire le cose simpatiche. Marco, ti ringraziamo infinitamente del tuo Grazie intervento e speriamo, Claudio, di averlo ancora nostro ospite. Ti salutiamo in quel di Venezia, in cui si sta aprendo il bel tempo e magari ti verremo anche a trovare e a bere, che ne so, un bicchiere d'acqua con te, uno spritz. Disponibili. Va bene? Ciao Marco. Bene signori. Ciao, arrivederci, grazie mille. Grazie infinite. Grazie a voi. Marco, buona Buonasera. serata. Ciao Claudio. Ciao, ci sentiamo presto. Ecco, siamo rientrati in studio, ringraziamo ancora Marco. Claudio, ringrazio anche te per averlo portato. Ah, ma certamente. E adesso direi di passare la parola a te perché hai un argomento molto interessante e anche corposo, diciamo. Vai. Beh sì, siamo reduci da qualche giorno di aver ripreso le problematiche con i fallimenti delle banche. Noi parlavamo... Sì, banche anche importanti, ragazzi. Le banche americane, le banche svizzere, Certo. le banche mondiali. di rilevanza mondiale, internazionale, assolutamente sì. Sembra di essere tornati, con i dovuti distinguo per carità, sembra di essere tornati all'anno 2008 quando è fallito. 2008, io penso 2000, cos'è? No, il 2008 quando è fallita Lehman Brothers, che ha scatenato poi la crisi che si è trascinata poi per anni e che ha visto fallire numerose altre banche. Che cosa è successo? È successo, magari adesso lo dico anche un pochettino nella maniera più semplice possibile, in modo che chi ci segue possa capire anche senza usare terminologie tecniche troppo complicate. Sostanzialmente è successo che una banca, la Silicon Valley Bank, che raccoglie i capitali e i fondi delle aziende della New Economy e delle aziende tecnologiche appunto della Silicon Valley, è fallita sostanzialmente. Questa banca raccoglieva i capitali di queste società della New Economy che finanziavano le start-up, mi sembra. Sì, no? sì, certo. Che hanno avuto quindi un grande sviluppo e di conseguenza ha portato a svilupparsi in pochissimo tempo anche questa banca. Ed era la banca di riferimento di queste aziende. Questa banca si è sviluppata tantissimo, ha raccolto tantissimi capitali. Che cosa ha fatto di tutto questo capitale che ha raccolto? Normalmente una banca normale li investe in prestiti, in finanziamenti, in mutui. Questa banca invece, per mettere a sicuro questo capitale, ha investito quasi tutto in titoli del debito americano, del debito statunitense. E questo perché? Per metterli appunto al sicuro, perché anche se non rendevano
praticamente nulla, perché ricordiamo che arriviamo da un periodo di tassi zero, Però secondo sostanzialmente. loro il capitale Però era il sicuro. capitale era sicuro perché lo Stato americano non poteva certo fallire, quindi i titoli erano certi e i capitali erano sicuri. Però col repentino aumento dei tassi, da un anno, poco più a questa parte, e quindi anche del costo del denaro, le aziende hanno ritirato i propri capitali dai conti correnti che avevano in questa banca, perché chiaramente prima di andare a indebitarsi con le banche con dei tassi molto più alti, con degli oneri molto più alti, hanno preferito ritirare il loro capitale depositato presso questa banca per le necessità aziendali, per lo sviluppo dell'azienda e quant'altro. Le aziende hanno ritirato quindi i loro capitali e allo stesso tempo hanno aumentato i tassi che dovevano rendere più remunerativi i capitali che rimanevano depositati Ti in conto faccio una corrente. domanda. Prego. Le start-up finanziate Sì. da questa banca ne hanno subito dei danni allora? Perché se hanno aumentato gli interessi, le start-up Beh, avranno avuto maggiori oneri di interessi da pagare per i prestiti. Per i prestiti, ma siccome questa banca nei prestiti e nei mutui aveva investito pochissimo, chi ci ha rimesso di più è proprio la banca, perché la banca doveva remunerare maggiormente con degli interessi superiori chi sceglieva di lasciare il loro capitale depositato nella banca, mentre invece doveva trovare la liquidità per rimborsare chi voleva Allora indietro il cerco capitale. di semplificarla, Prego. no? Gli investitori di questa banca, ritirandosi, hanno generato un grande debito alla banca, perché naturalmente le spese la banca le aveva, i dipendenti, i mega stipendi ai dirigenti, eccetera, e si sono trovati a E oltre a fallire. questo ha messo in difficoltà la banca, anche perché la banca doveva trovare la liquidità per rimborsare chi chiedeva indietro il capitale che aveva depositato, ecco. chiaramente. Per trovare la liquidità necessaria, che cosa ha dovuto fare la banca? Ha dovuto vendere quei titoli del debito pubblico americano nei quali aveva investito. Perdendoci. Perdendoci chiaramente, perché nel frattempo, siccome i tassi sono aumentati di molto, questi titoli che avevano in portafoglio rendevano pochissimo e di conseguenza valevano anche pochissimo. Dovendoli vendere per avere liquidità, hanno dovuto rimetterci e subire delle perdite fortissime. Le perdite naturalmente hanno superato quello che era il capitale o il patrimonio della banca e la banca ha dovuto dichiarare fallimento. Ma in questo caso Pantalone paga sempre? Cioè il cittadino alla fine è quello che va a pagare anche in questi casi di fallimento della banca? Se interviene lo Stato, se interviene il sostegno. Sicuramente lo Stato, la Federal Reserve americana è intervenuta mettendo a disposizione capitali per poter coprire tutti i buchi naturalmente. Questo sicuramente. Però questo episodio ci fa capire come molto spesso banche finanziarie siano ormai dei giganti con i piedi di argilla, dove basta un piccolo stormir di fronde contrario e iniziano veramente le difficoltà. Beh, noi non vogliamo finire questa puntata preoccupando ancora di più i nostri ascoltatori, però sulle orecchie anche con i rapporti con le banche chiari da parte delle banche nei vostri confronti, ma anche da parte vostra nei loro confronti, che siano chiare, quello che vuole la banca sia chiaro e non devono cadere come sta accadendo, e non deve accadere quello che sta accadendo, che i tassi di interesse per i poveri ragazzi che si sono impegnati a costruirsi un piccolo nido e hanno un mutuo da pagare sono esageratamente aumentati. E poi non si pensi che siccome il problema riguarda alcune banche americane, noi ne siamo fuori
come si sente spesso dire. Mi ero già spostato col tema in Italia. Perché poi le cose invece, il puntaggio può sempre avvenire in qualsiasi momento, anzi c'è qualche analista finanziario che dice addirittura che con queste banche americane che sono fallite in questi giorni ci siano delle banche italiane invece che sono esposte per oltre 30 miliardi con queste banche americane. Quindi allora, se la cosa Claudio, per non mettermi di più l'ansia, io ti saluto, ti ringrazio per la collaborazione ancora per questa puntata, salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri video ascoltatori e diciamo loro alla prossima, al prossimo sabato saremo con voi. Buona serata a tutti.